Aperitivo ai riti della Settimana Santa, tradizionale processione del venerdì ad Agrigento e i riti di Cianciana. La Pasqua dai fuorisede costa fino a 500 euro, esposto della Regione alla Procura di Roma, violate norme su concorrenza. Quella di Via D'Amelio fu una strage di Stato, lo sfogo del fratello del magistrato ucciso, bisogna anche dire chi sono i colpevoli. Eccellenza, penultima giornata Akragas in trasferta contro il Castellammare, il Pro Favara si batterà contro il CUS Palermo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dei riti della Settimana Santa. Domani sabato, giornata di silenzio in attesa della veglia della notte e della domenica di resurrezione. Oggi processione del Cristo e della Madonna. Il nostro direttore Arturo Cantella ha seguito la processione ad Agrigento. Vediamo. Fede e tradizione ad Agrigento il Venerdì Santo costituisce uno degli appuntamenti più sentiti, una giornata intensa iniziata all'imbrunire di ieri, Giovedì Santo con la visita ai sepolcri, quindi alle prime luci di oggi, pellegrinaggi dei devoti, dei fedeli, verso il santuario dell'Addolorata in via Garibaldi, dove è partita la processione della Madonna verso piazza Pirandello. Sì, il Triduo Pasquale è il centro della vita della Chiesa, il venerdì di Passione, il sabato in attesa della risurrezione e la domenica di Pasqua. Il Venerdì Santo ha una particolarità per Agrigento, il Cristo Redentore che attraversa le strade, quest'anno è ritornato nel Rabbato, nel quartiere di Santa Croce. È Cristo che dice la passione che ha per l'uomo debole, fragile, per ogni uomo, e in fondo è la provocazione per ciascuno di noi. Dovremmo fare come questa statua, che passando per le strade volge lo sguardo agli uomini. Noi tante volte tiriamo dritto, siamo presi dalle nostre preoccupazioni, dai nostri interessi. Il Redentore ci dice invece che siamo chiamati a percorrere le strade dei nostri fratelli e guardarci attorno. Che sia un periodo importante quello del Triduo Pasquale e della Pasqua. E ormai Agrigento è capitale della cultura, ma che sia un risveglio culturale reale nella nostra vita, nella passione per l'uomo e per la città. Oggi è il giorno della passione di Cristo, del suo sacrificio sulla croce, del momento del perdono, un momento di forte vicinanza tra la comunità ecclesiale e la Chiesa riunita tutta sotto la croce. Al suono della banda il simulacro dell'Addolorata lascia il suo santuario accompagnato dai confrati. Siamo qua oggi, in questo giorno solenne, Venerdì Santo, per portare alla cittadinanza sia il simulacro di Gesù appassionato e stasera Gesù morto nell'urna, per rappresentare la fede in tutta la città. Questo è il nostro servizio che facciamo ogni anno, con grande dedizione, con grande amore verso Gesù e verso l'amore che abbiamo per la Chiesa agrigentina. Finalmente dopo tanti anni, o almeno da 2 anni a questa parte, per quello che abbiamo vissuto, si ripetono i riti tradizionali del Venerdì Santo, quello del percorso tradizionale. Siamo contenti che comunque la popolazione sta rispondendo a questo evento, nonostante ancora c'è qualche perplessità nel fattore sanitario, però dobbiamo dire che siamo soddisfatti di questo giorno. La processione si avvia davanti al municipio, dove avviene l'incontro con Cristo che porta la croce, il momento nel quale alla processione si unisce l'amministrazione comunale, rappresentata dal primo cittadino Miccichè. Abbiamo ripreso finalmente dopo 3 anni di pandemia, che l'anno scorso è stata limitata anche la manifestazione religiosa, la processione. Finalmente abbiamo ripreso e rientra nelle nostre tradizioni, una grande tradizione, una tradizione religiosa, ma è anche una tradizione di tutta la città, e questo si sposa sempre con le nostre tradizioni culturali. Questo è anche un altro tassello che io aggiungo sempre a quel grande puzzle che vi dicevo poco fa per la nostra storia agrigentina. La processione continua per via Atenea, tra 2 ali di folla, prende forma e solennità, accompagna Gesù verso la chiesa di Sant'Alfonso, all'interno della quale avverrà il rito della crocifissione.
seguito dalla predica delle 7 parole, le preghiere, i canti. Sotto la croce proseguiranno fino a tarda sera, quando il corpo di Gesù verrà deposto e riportato per la città. Si rifà lo stesso tragitto, al contrario, ancor più caratterizzato dalle fiaccole. Intorno a mezzanotte si arriverà nella chiesa di San Domenico, dove dal sagrato della chiesa l'arcivescovo, Monsignor Damiano, terrà il tradizionale pontificale, al suono e alla parola del suggestivo e struggente canto "Asi, versate lacrime". Suggestive le celebrazioni ed i riti di Cianciana che ogni anno in occasione della Settimana Santa richiama numerosi turisti. Arturo Cantella. Tra le manifestazioni pasquali più sentite e seguite in provincia di Agrigento c'è quella che si svolge a Cianciana. La passione e la morte di Gesù, con 150 attori e costumi d'epoca, i momenti più toccanti della rappresentazione, curata da Gerlando D'Angelo, presidente dell'associazione stessa, sono quelli dell'ascesa al Calvario di Gesù, con la croce che lo fa crollare sulle pietre della salita, frustato dai soldati romani. È una rivisitazione della passione e della morte di Gesù Cristo che affonda le sue radici nei secoli. Già nell'Ottocento gli eventi della tradizione venivano raccontati dallo studioso palermitano Giuseppe Pitrè, che ne descriveva gli aspetti del dramma sacro dell'opera di Filippo Orioles. Tutt'oggi la manifestazione del Venerdì Santo a Cianciana viene riproposta nella sua interezza dal centro storico a Calvario, dove oltre 150 attori non professionisti si alternano nella mattinata del venerdì al seguito di Gesù, che porta la pesante croce di legno, e la sera dietro al fercolo di Cristo morto che rientra in chiesa. Si tratta di grandi momenti di fede, di religiosità popolare che coinvolgono tutto il paese e non solo. Chi viaggia al seguito di Gesù con migliaia di fedeli e visitatori commossi e tristi lungo tutto il percorso della processione nella salita al Calvario, nel magnifico scenario del quartiere più alto della cittadina di Cianciana. Con circa 150 attori tra personaggi, comparse, tecnici e servizio d'ordine sono impegnati nella recitazione e nella rappresentazione della passione e morte di Gesù Cristo, promossa dall'associazione ciancianese Settimana Santa, diretta da alcuni decenni da Gerlando D'Angelo, nell'impegno annuale che dura da diversi mesi. I momenti più toccanti sono quelli dell'ascesa al Calvario di Gesù con la croce che lo fa crollare sulle pietre della salita, frustrato dai soldati romani, i pregevoli costumi d'epoca, frutto del meticoloso lavoro delle sarte, fanno rivivere la Gerusalemme di 2 millenni fa. La processione delle barette torna agli antichi fasti e l'evento clou della Settimana Santa a Messina. Vediamo. Riteniamo che sia il momento non soltanto di ritornare a riprenderci questa tradizione dopo il periodo di pandemia, ma di ritornare a riprendercela con gli antichi fasti. Siamo convinti che una tradizione lunga 400 anni possa essere competitiva dal punto di vista non soltanto religioso ma anche turistico e culturale con altre città che nel tempo hanno dato continuità, vedi Caltagirone, Alcamo, Trapani.
Messina vanta una tradizione spagnola di tutto rispetto e abbiamo voluto proprio per questa occasione riprendere dopo 25 anni la presenza delle bande musicali al seguito della processione delle singole varette, per poter far entrare non con la filodiffusione ma attraverso la musica dal vivo le persone in questo clima particolare che è quello proprio del Venerdì Santo. Un impegno anche questo che si inserisce nel solco della promozione turistica, perché l'evento del Venerdì Santo di Messina può diventare motivo di attrazione. Assolutamente, anche perché nell'area orientale della Sicilia riteniamo di essere unici, perché né a Catania, mi pare, neanche a Reggio Calabria esiste una processione così imponente, per cui l'attrazione anche del turismo, chiamiamolo di prossimità, può sicuramente essere un obiettivo. Volevo anche ricordare che la domenica di Pasqua, la processione del Cristo risorto e della Madonna, che partono dalla Chiesa della Mercede, si dispiegherà dalle ore 7:30 fino alle 13:30 in città, ma avrà il momento culmine proprio a Piazza Duomo. Abbiamo voluto riprendere l'antica tradizione suggerita dalla confraternita della Madonna che arriva in Piazza Duomo col mantello nero in segno di lutto, e nel momento in cui incontra Gesù, lascerà cadere il mantello per apparire col suo vestito bianco e al volo delle colombe. La seconda Pasqua che viviamo in tempo di guerra, ma la prima dove possiamo dire che siamo usciti dall'emergenza del Covid, quindi c'è sempre un po' di speranza. Per noi cristiani la speranza è la prima cosa, perché ci prepariamo a celebrare la risurrezione di Cristo e quindi non possiamo che guardare avanti, anche perché la risurrezione di Cristo ci invita veramente a guardare avanti, nonostante tutto, nonostante le difficoltà. Ci pone delle domande: se noi stiamo veramente vivendo in questa direzione, se stiamo camminando per rispondere a questo dono che Dio ci fa attraverso la sua risurrezione, e quindi se siamo pronti a costruire quella pace o accogliere meglio quella pace che Lui ci dona, perché possa diventare per noi un punto di riferimento costante nella nostra vita di ogni giorno. Una settimana di digiuno, di preghiera, come possiamo vivere, cosa dobbiamo ricordare a tutti? Sono piccoli gesti che noi possiamo compiere, che esprimono un atteggiamento interiore che dobbiamo fare nostro, e in maniera particolare il Venerdì Santo, perché è il giorno in cui noi celebriamo la passione e la morte del Signore, e vogliamo quindi accogliere questo dono che Lui ci fa, tenendo presente che abbiamo bisogno di un controllo maggiore della nostra vita, perché dobbiamo essere noi signori del nostro corpo e non lasciarci guidare dal nostro corpo, perché molte volte purtroppo ci sono tante piccole cose a cui non sappiamo rinunziare e che finiscono per comandare su di noi. Dovremmo essere noi ad avere la possibilità di dire no, questo o in questo momento forse non è opportuno farlo, questo adesso è meglio che non lo mangio perché non mi serve, è superfluo. Penso che questi piccoli gesti possono aiutarci a vivere questa realtà di dominazione su di noi. Cosa possiamo ricordare anche in via di appuntamenti? In questi giorni dobbiamo considerarli come se fossero un unico grande giorno, a cominciare dalla celebrazione della Cena del Signore, che poi continua con la Passione del Signore. Tra l'altro queste due celebrazioni sono veramente legate intimamente, perché il venerdì la Chiesa non celebra l'Eucaristia. Tutti coloro che parteciperanno alla
solenne azione liturgica e faranno la comunione con l'Eucaristia del giovedì. Non si può fare una celebrazione del venerdì senza aver fatto quella del giovedì, proprio per indicare questa unità profonda. E poi la veglia pasquale, il sabato notte, che evidentemente ci proietta nella risurrezione del Signore. Resurrezione un po' per tutti noi, una rinascita per tutta la nostra comunità e non solo. Questo è l'augurio che vogliamo fare a noi e a tutti coloro che sono attorno a noi, di poter vivere questa Pasqua di Cristo come una Pasqua di vita nuova, una Pasqua che ci invita veramente a guardare avanti per costruire la nostra vita stessa, la vita di tutti coloro che gravitano attorno a noi e della società tutta. Buona Pasqua a tutti, che sia veramente la Pasqua di vita nuova, di risurrezione. Caro voli per la Sicilia, la Pasqua dei fuorisede costa fino a 500 euro. Esposto della Regione alla Procura di Roma, violate norme sulla concorrenza. Il nostro direttore Arturo Cantella. Con l'avvicinare delle feste pasquali, su tanti siciliani si sta provando quanto sia caro il ritornare in Sicilia e visitare i propri cari. A tal riguardo un nuovo esposto per il caro voli per le tratte aeree che riguardano i voli per la Sicilia è stato firmato dal presidente della regione siciliana Renato Schifani e inviato alla Procura della Repubblica di Roma. L'ipotesi è quella di violazione delle norme sulla concorrenza e conseguente abuso di diritto da parte delle compagnie aeree, perita in quanto di proprietà del Ministero dell'Economia ed esercente un pubblico servizio e anche di abuso d'ufficio. L'esposto è stato inviato per conoscenza anche all'autorità garante per la concorrenza e il mercato, alla quale la Regione ha già presentato in precedenza altri 2 esposti più un'integrazione, al Ministro delle Infrastrutture e all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. E di palmare evidenza, si legge nel documento, che se le compagnie aeree in una determinata tratta ove la domanda di voli in un certo periodo dell'anno è superiore all'offerta operano tutte quante contemporaneamente, tacitamente e consapevolmente la rarefazione dei voli a tariffe più vantaggiose attraverso il contingentamento del numero degli stessi e un'offerta a seguire parallela fra le compagnie degli stessi voli a costi progressivamente innalzati, apparentemente rispettano le norme sulla concorrenza ma concretamente abusano del proprio diritto all'esercizio dell'attività imprenditoriale, a svantaggio del diritto all'equo costo della mobilità per i viaggiatori che dovrebbero avvalersi invece degli effetti benefici della liberazione e dei costi dovuti al mercato ove opera la libera concorrenza. Per la Regione la situazione è ancora più grave se esercitata da una compagnia privata di proprietà del Ministero dell'Economia, esercente un pubblico servizio che attraverso tali ipotizzate violazioni possono arrecare ingiusti vantaggi patrimoniali al proprio bilancio e ingiusti svantaggi patrimoniali ai viaggiatori. Per il Presidente della Regione Schifani la situazione è aggravata dalla condizione di insularità della Sicilia che limita già a monte la possibilità di scelta dei mezzi di trasporto da parte dei viaggiatori che vogliono ritornare in Sicilia. Finalmente una sentenza conferma quello che dico da 30 anni, questo lo sfogo di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso con 5 agenti di scorta in via D'Amelio. Fu una strage di Stato e non solo, di mafia. C'è il servizio. Dopo quanto scritto dai giudici del Tribunale di Caltanissetta circa le motivazioni della sentenza sul depistaggio delle indagini, che affermava che non c'era solo la mafia dietro la strage di via D'Amelio, arrivano oggi le dichiarazioni del fratello del giudice. Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso con 5 agenti di scorta, accoglie con favore alcuni passaggi della sentenza del Tribunale di Caltanissetta sul depistaggio,
ma sottolinea: questa sentenza descrive uno scenario, conferma il depistaggio, ma non dice chi sono i colpevoli. Dice solo che è in passato molto tempo ed è quindi difficile risalire ai colpevoli. Per questo mi sento scoraggiato. Era lo stesso Paolo Borsellino a paventare, secondo il fratello, ciò che accade in via D'Amelio qualche giorno prima dell'attentato. Aggiunge: mio fratello disse alla moglie: quando sarò ucciso sarà stata la mafia a colpirmi, ma saranno altri ad avere voluto la mia morte. Quegli altri, come ben sapeva, erano pezzi deviati dello Stato. Per Salvatore Borsellino sono ancora significativi i passaggi della sentenza in cui si parla di amnesie e contraddizioni dei testi. Cita tra gli altri il caso dell'ex magistrato Giuseppe Ayala, che sul passaggio di mano della borsa con l'agenda rossa avrebbe dato varie versioni. Per una strage che ha cambiato la storia del nostro paese, conclude il fratello del magistrato Paolo Borsellino, la verità va cercata con ogni mezzo, anche dopo tanti anni, altrimenti resterà una macchia indelebile nella storia della nostra nazione. Il capo della segreteria tecnica della presidenza dell'ARS 2 giorni fa è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina dalla polizia. Il presidente dell'ARS Gaetano Galvano lo licenzia. Vediamo. Segnalato alla prefettura come acquirente di 3 grammi di cocaina, un collaboratore del presidente dell'Assemblea regionale siciliana è stato immediatamente licenziato. A emettere il provvedimento è stato il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, dopo aver appreso la notizia dalla stampa. 2 giorni fa l'uomo è stato bloccato a bordo della propria autovettura dagli agenti della squadra mobile. Dopo aver acquistato la droga, a cedergli la sostanza stupefacente è stato un tale Mario Di Ferro di 57 anni, gestore del ristorante e del cocktail del bar Villa Zito in via Libertà a Palermo, arrestato in flagranza con l'accusa di spaccio di droga. L'acquirente ha confermato agli investigatori di avere consegnato a Di Ferro 300 euro in cambio della cocaina. Lo chef si è difeso negando di essere un abituale spacciatore e sostenendo di aver solo accontentato la richiesta dell'amico e di essere dispiaciuto per quanto accaduto. L'indagine, coordinata dalla Procura di Palermo, dopo la convalida del provvedimento, il GIP ha imposto a Di Ferro l'obbligo di dimora e quello di presentazione alla polizia giudiziaria. Apprendo a mezzo stampa i fatti che coinvolgono un collaboratore del mio staff in vicende che hanno a che fare con la droga. Al netto della sua professionalità e competenza ho ritenuto di licenziarlo con effetto immediato. Queste sono le dichiarazioni del presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. Sono sempre stato contro ogni tipo di droga e proprio la scorsa settimana, insieme ad altri deputati dell'ARS, ci siamo sottoposti al test del capello, aggiunge. Il suo gesto è ingiustificabile e va condannato. Pertanto ho ritenuto di provvedere al suo allontanamento dal mio ufficio. Il collaboratore licenziato, che non risulta indagato ma segnalato come assuntore di droga, è nell'elenco dei 20 collaboratori del presidente dell'Assemblea regionale Galvagno. Dal sito dell'ARS emerge che è sotto contratto dal 5 dicembre 2022. Il suo incarico scadrà il 31 dicembre di quest'anno. Alla fine della scorsa legislatura era stato inserito nel bacino dei cosiddetti stabilizzati, di cui i gruppi parlamentari possono attingere il personale retribuito dall'ARS. Inchiesta Ibris, beni per oltre 150.000 euro sono stati sequestrati dalla squadra mobile di Agrigento tra Licata Canicattì e Gela. Arturo Cantella. Secondo tempo dell'operazione Ibris, perquisizione allicata, sequestrate beni per oltre 150.000 euro, tra cui 2 immobili, 10 auto, conti correnti preziosi e soldi in contanti. Ammonta infatti ad oltre 150.000 euro il valore dei beni sequestrati dalla squadra mobile di Agrigento nella maxi perquisizione svolta 2 giorni fa nel quartiere Bronx di Licata. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. La vicenda, ricordiamo, è un appendice dell'operazione Ibris, l'indagine che il mese scorso sfociò nell'arresto di 25 persone per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, oltre 100 poliziotti impegnati in una perquisizione nell'intero quartiere, anche con l'ausilio dell'elicottero.
Il riesame nelle scorse settimane ha disposto anche la scarcerazione di molti indagati, ma 8 sono ancora in carcere. L'inchiesta ipotizzava un vero e proprio cartello della droga gestito da Michele Cavaleri, considerato il promotore. La droga veniva acquistata da diversi canali come Gela, Catania, ma anche Napoli. Parco Aldo Moro a Messina, consegnati i lavori di forestazione urbana. Vediamo. Sono stati consegnati nella sede INGV del Parco Aldo Moro a Messina i lavori di forestazione urbana di 4 progetti pilota di Foresta Me per un importo complessivo di circa 8 milioni di euro. Riguardano la riforestazione del Parco Aldo Moro, la rinaturalizzazione della cintura di Giampilieri Superiore, la riqualificazione a verde dell'asta fluviale di Gazzi e la realizzazione di viali alberati nel centro città. Oggi niente rendering, i rendering servono per fare capire come sarà quello che oggi sta diventando realtà. Abbiamo fatto la consegna dei primi 4 lotti pilota di forestazione urbana, partiamo da Parco Aldo Moro che è un simbolo della città che per molti anni è stato chiuso e che grazie a una sinergia anche con INGV oggi riapre non solo come verde ma come abbiamo anche sentito durante la conferenza stampa con un impegno di INGV a riattivare la stazione, diciamo, che diventerà appunto focale per investimenti futuri. Questo vuol dire che parlare, dialogare e collaborare con gli enti porta risultati. La forestazione è un progetto che va avanti da tempo, oggi abbiamo fatto la consegna con tanto di firma, le ditte avranno i loro tempi, come abbiamo sempre detto dovremo vigilare affinché i tempi vengano rispettati. Apriremo altri cantieri, stiamo cercando veramente di cambiare volta la città. INGV ci ha dato chiaramente lo spazio legato all'area verde che noi attrezzeremo, loro lavoreranno sul monitoraggio ambientale rispetto all'installazione di oltre 40 stazioni radio, ci saranno credo una decina di ricercatori che lavoreranno qua, nessun accordo particolare se non la sinergia istituzionale che può portare sicuramente a qualcosa di buono. Sono 4 i progetti pilota, le consegne dei lavori vanno da 120 a 260 giorni, per Parco Aldo Moro è previsto 120 giorni, oggi abbiamo firmato, io ritengo che nell'arco di 15 giorni inizieranno formalmente i lavori e con la ditta abbiamo fatto una chiacchierata, con tutte le ditte ho fatto una chiacchierata per chiedere veramente il rispetto dei tempi che serve a noi ma soprattutto alla cittadinanza che rivedrà questo parco aperto per la sua fruizione. Le condizioni tra virgolette di sicurezza in questo momento non consentivano quello che poi domani sarà una fruizione completa, è una responsabilità come voi sapete aprire luoghi pubblici ed è bene che questa responsabilità venga assunta in maniera compiuta, quindi il parco è stato preservato tra virgolette per evitare anche atti di vandalismo che quando verrà riaperto non potranno essere consentiti. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Calcio eccellenza, penultima giornata, Akragas domani pomeriggio gioca in anticipo in trasferta contro il Castellammare, vietato sbagliare. Carmelo Lentini. È tutto pronto per l'anticipo del sabato per il campionato di eccellenza Girone A. Si tratta della penultima giornata e sono in ballo promozione D, griglia playoff e anche griglia playout. Diverse le squadre in lotte, tra queste la Pro Favara che dopo la tonificante vittoria di domenica scorsa contro l'irriducibile Gela affronta fuori casa il Cus Palermo, anch'esso in piena corsa per la conquista di un posto privilegiato per i prossimi play-out. Discorso diverso per la compagine del tecnico catalano che deve mantenere le giuste distanze dall'Enna per avere la certezza di partecipare ai prossimi playoff. Dell'Agragas ne abbiamo parlato abbastanza ed il Gigante ha solo un obiettivo da centrare, e cioè quello della vittoria sul campo del Don Carlo Misilmeri, onde evitare brutte sorprese. Dopo la vittoria di domenica scorsa contro l'Enna, la promozione passa ora in mano alla compagine dei Templi, che solo vincendo potrà conquistare il salto di categoria. Anche in questo caso si tratta di una sfida fatale per il Don Carlo Misilmeri che perdendo allungherebbe le distanze proprio dalla Pro Favara e verrebbe tagliato fuori dai play-off. Per la gara invece Don Carlo Misilmeri Akragas in programma sabato 8 aprile alle ore 16 è stata indetta la giornata biancorossa. Dovrebbe essere una semplice formalità invece per la vice capolista Enna il match interno con il già retrocesso Parmonval, mentre l'Unità Sciacca saluterà i propri tifosi ospitando il Castellammare. Cus Palermo
Pro Favara verrà diretta da Salvatore Azzolina di Caltanissetta, Don Carlo Misilmeri Acragas da Tommaso Scuderi di Verona. Unitas Sciacca Castellammare invece è stata affidata ad Antonio Gabriele Aba di Caltanissetta. Mister, domani sabato santo l'Acragas giocherà in trasferta contro il forte e temibile Misilmeri. È la gara più importante della stagione? Sì, assume un'importanza particolare anche perché arriva in un momento della stagione dove dopo la vittoria di domenica ci siamo messi di nuovo davanti. Sappiamo che mancano 2 gare, sappiamo che la quota per la promozione è irraggiungibile. Sappiamo di affrontare un avversario che ha grande motivazione come noi, ma noi dobbiamo essere bravi a mettere quella voglia in più. Voglio vedere una squadra con fame, voglio vedere una squadra che mira l'obiettivo. Affrontiamo uno degli organici migliori. All'inizio, assieme a noi, a Lenna e alla Mazzarese, erano gli organici che dovevano lottare per la vittoria del campionato, poi purtroppo una vince e le altre fanno i playoff. Loro sono ancora in lotta per la griglia dei playoff e quindi sappiamo che andremo a trovare un avversario motivato, un avversario forte nell'organico, nell'individualità, un avversario molto mobile, un avversario con una chiara impronta professionistica in via per il fatto che il proprio allenatore è uno che ha fatto tante presenze nei campionati professionistici di Serie A. E quindi c'è tutto per mettere la massima concentrazione. Anche questa partita sarà decisa dagli episodi, secondo te? Dall'episodio? Io credo che le partite possano essere risolte dagli episodi, però alla fine la differenza la fa il gruppo, la fa il collettivo. Se lavoriamo da collettivo come abbiamo fatto per gran parte della stagione, credo che possiamo uscire indenni dall'Aloisio di Misilmeri. Assente Garufo, recuperi Mannina, poi tutti gli altri sono in ottime condizioni fisiche. Sì, la squadra sta bene nella testa, che è quello che conta di più. Abbiamo recuperato un po' tutti gli acciaccati, Baio adesso è a pieno regime, quindi domani oltre allo squalificato Garufo saranno tutti disponibili. Si gioca a Misilmeri e saranno presenti 300 tifosi dell'Acragas. Mi auguravo di un finale di stagione del genere dove il pubblico ci sta dando quella spinta in più. Domenica sono stati eccezionali, so che riempiranno lo stadio domani e so che, come ho detto la scorsa settimana, possono determinare oggi la vittoria o meno dell'Acragas. Restiamo in eccellenza, penultima giornata dunque anche per il Pro Favara, che domani si batterà contro il CUS Palermo. Il servizio di Giuseppe Moscato. Ultima trasferta di campionato per la Pro Favara, che nell'anticipo di domani si reca a Palermo in casa del CUS. In queste 2 ultime partite, l'ultima sarà il big match con Lenna, la squadra di mister Catalano deve fare obbligatoriamente punti, se vince ancora meglio. Infatti il distacco della seconda deve rimanere a 7 o comunque non superare i 10 punti per fare i fatitici play-off. La partita di domani in terra palermitana sarà comunque difficile. Certo, il pronostico è a favore della Pro Favara, ma il CUS Palermo è alla disperata ricerca di punti per poter salire il pantano dei play-out. Di contro i gialloblu devono avere sicuramente un punto per rimanere a debita distanza dall'Enna. Domani abbiamo secondo me un'altra partita difficile come è stata domenica col Gela. Queste squadre si stanno giocando un posto migliore nei play-out e noi abbiamo bisogno di punti per arrivare domenica nell'ultima gara con l'Enna per giocarci i play-off, quindi sarà una gara difficile, ma questo lo sappiamo, l'abbiamo preparata abbastanza bene durante la settimana, siamo consapevoli che bisogna fare il risultato a tutti i costi e credo che da un periodo negativi siamo usciti credo anche abbastanza bene. Domenica l'abbiamo anche dimostrato col Gela, che dopo che ci hanno pareggiato la partita abbiamo avuto una bella reazione alla seconda parte della gara e quindi secondo me domenica andremo a fare un'ottima partita.
rientrano Bossa e La Piana, e questi insomma sono due uomini importanti. Sì, rientra Bossa, rientra La Piana, stanno tutti bene ragazzi, quindi come sempre ho ampia scelta. Domani mattina deciderò chi mandare in campo, ma sono sicuro che chi andrà in campo domani farà una grande prestazione. In attesa, dicevamo, dell'ultima partita con l'Enna che ci dovrebbe proiettare ai play-off, e poi lì sarà un'altra storia. Assolutamente, è importante intanto pensare a questa partita di domani, poi nella prossima settimana penseremo all'Enna, sappiamo che andiamo a incontrare una squadra fortissima, una squadra che fino a domenica fa era in testa insieme all'Agregres, e quindi sicuramente cercherà in tutti i modi per buttarci fuori dai playoff, ma a noi dobbiamo cercare in tutti i modi di restarci, perché secondo me dopo il campionato fatto sarebbe un peccato restare fuori da questi playoff. I ragazzi sono consapevoli dei due importanti appuntamenti che gli aspetta? Sì, i ragazzi sono consapevoli di tutto quello che ci aspetta già da domani, che secondo me non sarà una partita facile, e se non mettiamo la giusta attenzione, la giusta cattiveria, possiamo andare anche in difficoltà. Venerdì mattina il solito allenamento di rifinitura che permetterà a mister Catalano di definire la rosa che scenderà in campo domani. Potrà di nuovo avere a disposizione i due squalificati, ovvero La Piana e Bossa, che andranno sicuramente ad arricchire la rosa della Pro Favara. Certo, abbiamo cercato di lavorare come tutte le settimane, cercando di arrivare poi in vista dei playoff nella condizione atletica migliore. Abbiamo fatto un lavoro che speriamo di ritrovarci poi più avanti per poterci dare quel qualcosa in più nella fase finale appunto dei playoff. Ragazzi caricati, ragazzi sicuramente consci del finale che gli aspetta. Sì, no, ma i ragazzi sono abbastanza concentrati, sanno che dobbiamo andare a centrare l'obiettivo, e questo fa sì che durante gli allenamenti si esprimono sempre al massimo, e quindi ci dà quel qualcosa in più che poi magari la domenica appunto si vede nel secondo tempo, che i ragazzi, quando magari le squadre hanno quella leggera flessione, i nostri sono sempre pimpanti, sono sempre reattivi, arrivano prima sulla palla, raddoppiano, e quindi questo fa sì che poi sia un vantaggio a nostro favore. L'occhio dell'allenatore, l'occhio del preparatore, come ha visto quest'ultimo test di oggi? No, devo essere sincero, ho visto i ragazzi veramente bene, sono esplosivi, sono reattivi, anche perché abbiamo fatto un lavoro, come dicevo prima, questa settimana in vista anche dei playoff, ma soprattutto per arrivare alla partita di sabato in maniera un po' più brillante e esplosiva. E devo dire che il campo ora nell'ultima partitella ha dato dei buonissimi risultati. Infatti col mister ci stavamo confrontando e parlavamo di questo, che sulle gambe stiamo bene, poi è tutta una questione mentale, sta lì il trovare il vantaggio nell'essere concentrati, entrare determinati a fare la partita nostra. Basket 2 la Fortitudo ospiterà Nardò al Palamoncada domani alle 19. Arturo Cantella. È iniziata la seconda fase del campionato, la fase a orologio, che dopo la prima giornata, grazie alle sconfitte di Rimini e Trapani, vede la Fortitudo Moncada-Agrigento in testa al girone a pari merito. Passeranno ai playoff le prime 4 squadre su 6 presenti, ma proprio le prime 4 hanno 6 punti in classifica. Domani, sabato alle ore 19 al Palamoncada, la Fortitudo sfiderà la squadra del Nardò, squadra allenata dal coach Gennaro Di Carlo. Agrigento arriva dopo una vittoria in trasferta contro il Chiusi, una vittoria che vale doppio sia per la classifica che per l'importanza di tornare a vincere fuori casa dopo tanti mesi. La squadra del coach Cagnardi adesso lotta per la continuità dei risultati positivi e mantenere la piccola imbattibilità che ha avuto al Palamoncada, che persiste da ottobre dopo la sconfitta contro l'Urania Milano. David Cagnardi, prima della partita, ha affermato che prosegue la nostra corsa con la prima partita in casa della fase a orologio, che ci vede affrontare Nardò, la squadra talentuosa che gioca con grande fiducia offensiva, grazie al sapiente lavoro del coach Di Carlo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.